Io invece ho pensato a un'altra cosa, che magari qualcuno supponeva che 20.000 euro, 20.700 euro per pubblico di somme per il contrasto alla povertà sono state scambiate come somme che potrebbero essere solo utilizzate per l'assistenza domiciliare agli anziani. C'è stato questo errore. D'altra caso la somma che manca sembrano quelle. Ci sono altri interventi. Volevo leggere proprio poco prima. C'è del piano. Signor Sassoni, colleghi consiglieri, fatto questa sera, pur in assenza di qualche interessato, durante il Consiglio Comunale, essendo rimasto inalata una nota del 14 dicembre 2010, a distanza di ben 60 giorni, per conoscere e capire decisione per questo tempo dalla Giunta Municipale, si è dovuto ricorrere a una richiesta di relazione pubblica da parte degli assessori, lascia finalmente facilmente desumere il livello di cordialità e di rispetto personale ed istituzionale che può intercorrere questi organi. È un fatto assai spiacevole per me, rispettoso come sono sempre stato dei miei diretti interlocutori. Prendere atto dell'assoluto disinteresse da parte di alcuni assessori alle istanze provenienti da chi presiede quest'Aula, nonché nei complimenti di quell'organo consigliare che più di tutti rappresenta la cittadinanza, e non solo parte di essa come organo esecutivo, ma l'intera cittadinanza. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera cittadinanza. Alla stessa maniera è davvero aquilente assistere impotenti all'accumularsi di una serie di risultati, di efficienza, di esigenze e di opportuni interventi persino nell'ordinario, dovuti solo all'inerzia, e danno l'impressione di un totale disinteresse verso le reali esigenze del territorio e della cittadinanza. Ma cosa assai peggiore è avere la piena consapevolezza che tutto ciò scaturisce in buona parte dalla totale incapacità di determinati personaggi del tutto inadeguati al ruolo che rivestono, pieni della loro supponente presunzione di ritenersi i più belli e i più bravi del reale. Che squallore! Ebbene, se tutto ciò fino a qualche mese fa è stato ben tollerato, nella speranza che un'esperienza maturata con il tempo riuscisse in futuro a mitigare determinati eccessi e persino a migliorare il livello qualitativo di qualche sprovveduto, con quanto accaduto in particolare negli ultimi tempi, fino ad arrivare ai motivi che hanno generato la relazione di stasera, essendo trascorsi infruttuosamente senza alcun cambiamento di sorte, quasi 3 anni dal nostro insediamento, non mi resta che concludere che la misura è ormai colma. Non si può continuare a condividere, come se nulla fosse accaduto, un percorso amministrativo senza obiettivi specifici da raggiungere e con degli improvvisatori presuntuosi e incompetenti, privi di un minimo di cultura amministrativa e politica, che agiscono solo ed esclusivamente per promuovere se stessi con prevaricazione e in danno ai loro colleghi. Dispiace solo che la veemenza incontrastata di pochi opportunisti netti e ben identificabili, che oserei definire assessori da cerimonia, visto che nelle occasioni speciali sono sempre in prima fila e col petto in fuori, abbia prevalso con la complicità di qualche dipendente fannullone e qualche funzionario tanto sovrastimato e tutelato, quanto incapace ed infedele, sulle eccellenti qualità di quei pochi assessori realmente capaci ci sono in questa giunta, di grandi persone e con uno spiccato senso del dovere delle istituzioni, trascinandoli, ahimè, con loro in quell'oblio a cui è inesorabilmente destinato questo esecutivo. Se a tutto questo aggiungiamo il pregiudizio denigatorio e la totale mancanza di rispetto e considerazione verso questa presidenza, nonché verso le buone proposte provenienti dai consiglieri comunali, mi pare ci sia ben poco altro ancora da aggiungere, se non l'amara conclusione che questa giunta comunale, fin dalle sue origini e per certi versi, ha rappresentato solo tutto quello che ho sempre combattuto e lottato con fermezza e determinazione. Pertanto nella composizione attuale è chiaro che non può più rappresentarli. Sono stati 3 anni da incubo, costellati da incomprensibili indecisioni e senza una linea politica ben precisa, in uno scenario talmente angosciante e deprimente che farebbe irretire persino un monaco di pesare. Figurarsi uno come me, che della tempestività, della solerzia, del senso del dovere, del senso di appartenenza ad una squadra e del rispetto degli altri per le istituzioni che ha fatto quasi in fretta. Non mi resta quindi che chiedere scusa a tutti gli elettori e a tutti gli altavillesi e prendere formalmente le dovute distanze dall'attuale esecutivo, ritenendo del tutto inadeguato a poter amministrare degnamente questo Paese.
Mi auguro che il sindaco, al quale riconfermo ancora una volta, l'ultima però, tutto il mio affetto, la mia stima, possa trarre le opportune e necessarie considerazioni e riesca in qualche modo a trovare quelle giuste soluzioni per dare maggiore slancio alla funzione amministrativa, salvaguardando la posizione di assessori, funzionari, dipendenti virtuosi e arginando tutti coloro i quali fino ad ora ne hanno determinato in malafede la sua totale rovina.